2017 record per il Veneto, anche quest'anno prima regione in Italia con 70 milioni di presenze, delle quali 32 milioni sulle nostre spiagge, con una crescita del turismo culturale che con Venezia vede ai primi posti Vicenza e Treviso, che grazie al Palladio e all'arte registrano rispettivamente un più 13% e 11% nella Marca. Continua ad essere la prima industria del Veneto, non a caso anche quest'anno le stime ci dicono che la crescita è attorno al 5% circa rispetto al 2016 che era, ricordiamolo, l'anno dei record sia per quanto riguarda gli arrivi che per le presenze turistiche. È Chiara, operatrice turistica veneta, a spiegarci qual è l'offerta turistica proposta dai vari territori provinciali. Ci occupiamo di vendere in primis Asolo e il territorio del Prosecco, dato che il Presidente lo ama, e poi anche tutta quella che è una proposta individuale legata alla scoperta o alla riscoperta dell'esclusività del Veneto. In gergo tecnico si chiama incoming, parola inglese che significa accogliamo turisti che arrivano dall'altra parte del mondo e li accogliamo qui in Italia o comunque in Veneto. Oggi la prima della 3 giorni di By Veneto, 16ª edizione del turismo del Veneto, dove oltre 200 operatori vendono il prodotto della nostra regione, con strutture ricettive, agenzie di viaggio, immobiliari e servizi per il turismo in generale. Io oserei dire che è la nostra fiera internazionale del turismo B2B, cioè business to business, legata agli operatori. Quindi questa non è una fiera d'immagine, qui si vendono prodotti, si vendono destinazioni, la gente fa contratti. Qui ci sono oltre 6.000 appuntamenti tra i buyers internazionali e i nostri sellers, cioè la gente del territorio, i nostri albergatori, i bed and breakfast, i camping, tutti quelli che hanno ricettivo e che vogliono vendere il proprio prodotto. Europa, America del Nord, America Latina e Asia, i mercati con il maggior numero di presenze registrate nella nostra regione, mare, arte, cicloturismo, ma soprattutto ambiente ed enogastronomia, le richieste esperienziali volute dai turisti, in particolare dai giapponesi, come conferma questo operatore. La vostra regione, dice, è famosa anche per il vino come il Valpolicella e il Prosecco, e da noi vogliono conoscere i posti di produzione.